Insomma, arriva, do la parola a lei, poi avevo lanciato appunto la provocazione di quanto viene fruita effettivamente la formazione oppure no, anche Dunque, perché allora io vedo tante proposte sì. interessanti, però poi chi le fa o il sistema è vecchio di proposta e quello è un problema, Allora, la oppure non burocrazia viene... italiana insieme a quella europea da oltre 20 anni sta imponendo a base di norme della formazione obbligatoria e il nostro sistema ha sempre fatto questa formazione obbligatoria perché le imprese dovevano assolutamente farla, se no incorrevano in sanzioni. Prevenire è meglio che curare. Questa formazione obbligatoria forse sta svanendo ed era ora, perché in realtà il fabbisogno delle imprese, ed è in un numero crescente, è quello di diventare competitive, imparare ad essere competitive sul mercato. Ecco, noi stiamo lavorando su questo, ma per lavorare su questo non ci sono provvidenze pubbliche che rendono la formazione gratuita. È una formazione onerosa, per cui l'impresa deve, e arriverà, a investire del denaro in questa formazione, che è la salvaguardia perché questa diventi competitiva, sempre, fermo restando sempre che la tassazione diminuisca e quindi il costo del lavoro, questo rimane sempre, insomma, ma sembra che sia la cosa su cui non si vuole mai ecco, lavorare. non ne parliamo neanche più, però diciamo il cavallo potrebbe bere. Sì. Se avesse anche una maggior, diciamo, freschezza e disponibilità di investire, che vuol dire anche mandare il dipendente, perché quando il dipendente viene messo in formazione, l'impresa a quell'ora giustamente la deve pagare, il dipendente lo fa durante le ore di lavoro, però non è in negozio. E quando c'è la piccola impresa, quando i dipendenti sono poco, un dipendente in formazione può essere un depauperamento del servizio dell'accoglienza delle imprese. Ecco perché diciamo che il 3% delle risorse europee per le piccole imprese del terziario di mercato sono una briciola, una goccia in un mare più grande, senza fare steccati, come giustamente ricordava Gattolin, ma ci deve essere un riequilibrio. Se il mercato va verso il terziario, deve andare anche la politica. Non è che il mercato va verso il terziario e la politica va verso il manifatturiero. Questa è una presa in giro. Alla fine non ci sono posti di lavoro, alla fine l'industria delocalizza, alla fine l'industria non competitiva va a cercare di ridurre i costi, ma un negozio non va a aprire a Bucarest. Un'impresa di bulloni può farlo, perché riesce più conveniente farlo. Ecco, e per poter avere questa energia e queste risorse, apriamo una piccola parentesi adesso, c'è anche un problema di credito. Se guardiamo la tavola 5B, ci sorprendiamo e vediamo, sempre la regia, sì, adesso la vediamo dalla regia, che quasi la metà delle imprese del terziario di mercato non ha un fabbisogno finanziario sufficiente. Quindi vuol dire che è così, che non riesce a pagare i fornitori, che non riesce a fare fronte alle spese costanti, quasi la metà, e ha bisogno di rivolgersi alle banche per chiedere un fido. Nel 2014 del 16%, cioè il 16%, se guarda la tabella, ecco, ha chiesto aiuto alle banche ed è stata soddisfatta solo il 4%, cioè il 25% di 16, 4, capito? 1 su 4. Andiamo a vedere perché. Guardiamo la 5A per favore. Quindi sono percentuali veramente ridicole, irrisorie. E noi abbiamo, aspetta, la 5A è anche interessante. Poi secondo me Massimo Zan dovrebbe dire qualcosa sul sistema di consorzi fidi che è strategico nel nostro settore. Allora guardiamo questa tabella, guardiamo la prima coppia di numeri in alto a sinistra, che vuol dire che per scoperte di conto corrente inferiore a 120.000 euro il tasso che si paga è il 10,60%. Bene? Se invece io chiedo uno scoperto di 25 milioni di euro, ultima coppia in basso a destra, il tasso è il 3,22%. Questo vuol dire che il sistema bancario premia i grandi e penalizza i piccoli. Cioè è il contrario di Robin Hood sostanzialmente. E poi abbiamo visto che i più grandi guasti nel nostro paese li hanno fatto le grandi imprese, che non sono state vigilate nell'assistenza bancaria. Ma io e questo apre uno squarcio enorme. Santo Dio, una piccola impresa spende 10 e una grande impresa spende 3. E il 7% va a vantaggio di chi? Non va bene questo. Ma a voler pensare male si pensa sempre bene, no? No, ma non lasciamo, è una strategia. Le banche dipendono dall'acqua,
l'ABI, ma dipendono anche dalla politica economico-finanziaria di un paese e magari da Draghi che è a livello che è il presidente della Banca Europea. Ecco, su questo sistema dei crediti noi siamo molto preoccupati e Massimo Zanon su queste cose è un grande esperto. Ma non c'è dubbio che se si parla di credito oggi si va a parlare proprio del momento peggiore che si possa ricordare e subito prima stiamo parlando che a Bruxelles avevano deciso, anzi esattamente in Svizzera questa volta, si erano messi in un terreno neutro, che si doveva in qualche modo far diventare tutte le attività in imprese e ogni impresa doveva essere dotata di credito in funzione del reddito, in funzione del rating. Quindi con Basilea è diventata una città più famosa di quello che già era. Tutte le fasi 1, 2 e 3 doveva portare che ogni impresa doveva essere dotata o se faceva reddito o altrimenti doveva pagare il denaro di più. Siccome non c'è nessuna impresa che fa reddito, questa situazione qua si è un po' procrastinata, ma comunque siamo ormai alla fine, dovrà essere ripresa in mano e non c'è stata la forza da parte della politica di Bruxelles di dire mettiamo da parte quello che era un progetto nei momenti di grande sviluppo a livello europeo e riprendiamo in mano, anzi andiamo alla ricerca di soluzioni nuove, perché la politica dell'Europa non dice che le piccole e medie imprese devono morire a favore delle grandi, anzi dice che ci deve essere una scelta su ogni singolo paese di uno sviluppo che fatalità in Italia già c'era, mentre negli altri paesi d'Europa non c'era. E allora parliamo di Casa Nostra. In Casa Nostra la piccola e media impresa, che comunque è passata da quella che era una situazione naif, una situazione dove non c'erano controlli, dove non c'era nessuna conoscenza di presentare un bilancio, piano piano nell'arco di pochi anni ha dovuto recuperare tutto il tempo perso. Oggi ogni bilancio viene fatto, anche per chi fa poco fatturato, come fossimo una multinazionale, e quando si arriva in banca la possibilità di avere il credito, se c'è, è a caro prezzo. E questa situazione non è più accettabile, perché se da una parte abbiamo dovuto abbassare i margini perché la concorrenza è spietata, se dall'altra parte si è dovuto in qualche modo sopperire al costo dell'energia che da noi in Italia è più caro di qualsiasi altra parte, il costo degli obblighi per far sì che si faccia impresa è fortissimo, se si ha un posto di lavoro in Italia costa molto di più che in qualsiasi altro paese d'Europa, o quasi, beh, è evidente che o si è dei maghi, ma noi non ne conosciamo all'interno della nostra associazione, o si è in qualche modo capaci di far capire fino in fondo a chi ci amministra dove bisogna mettere mano. Ecco che allora sul credito bisogna fare una politica diversa, dove il costo di denaro, che in questo momento ce lo danno anche a meno dell'1% alle banche, possa arrivare nella casa dell'imprenditore a quella cifra accettabile, sia perché ha bisogno di liquidità e lo si vede nella nostra cartella ben presentata, sia perché per fare dello sviluppo, se i margini sono bassi, non puoi pagare il denaro al 10%, altrimenti lo sviluppo ti mangia e dopo un po' di tempo vai in difficoltà. La situazione quindi è paradossale, perché è stata individuata, ma nessuno ha il coraggio, ha la capacità di metterci mano e si continua ancora a pensare che noi rappresentiamo una fetta di gente benestante, fortunata, che non ha nessun problema, mentre se vogliamo essere seri, il futuro di questo paese si salva se c'è la manifattura che riassume e se c'è il terziario che riassume. Se tutti e due siamo convinti che deve farlo l'altro, alla fine il paese è stato sconfitto. Assolutamente. Do la parola anche a lei, Garofalo, però prima volevo sentire Antonic, perché lei Presidente ha detto che nessuno ha il coraggio di farlo, questa è una cosa importantissima secondo me, e questa è una patata bollente, qui sta anche un po' una noce abbastanza portante della questione, cioè voi vi fate portavoci di determinate istanze, una di queste è il problema del credito delle banche, che è enorme secondo me, enorme, però ci vuole il coraggio per tirare fuori certi problemi. Intanto c'è una cosa secondo me da sottolineare, che c'è un cambio di passo anche da parte nostra, da parte delle associazioni di categoria, soprattutto di Confcommercio, e credo che questa volta, rispetto anche ai documenti tradizionali che abbiamo visto in passato, i documenti in cui
forse erano più quaderni dove c'erano le lamentele, eccetera, più che le proposte concrete, quindi delle soluzioni. Il documento che Confcommercio Veneto ha presentato e presenterà ai candidati regionali ha un elemento di innovazione che a mio avviso dovrà essere colto con grande attenzione dai candidati. Noi siamo passati un po' dai quaderni appunto delle doglianze, no? Dal Veneto che dogliamo, che ci fa male, dei problemi, al Tipico. Veneto che vogliamo, e quindi ad analizzare delle soluzioni possibili per questo territorio, che è un modo diverso di approcciare non la politica, ma di approcciare chi vorrebbe assumere le responsabilità di governo e di governance di questo territorio. Questo è molto importante, lo devono capire i politici, perché è anche vero, c'è stato il dilemma: la politica, siamo noi che abbiamo bisogno della politica o la politica ha bisogno del mondo del lavoro in termini più generali? Noi abbiamo superato anche questo passaggio. Adesso viviamo in un momento estremamente delicato per il nostro Paese, per cui al di là dei millesimi di PIL positivo che stiamo riscontrando, la gente vuole soluzioni più che politica con la P minuscola in questo momento. E questo documento credo che vada in questa direzione, cioè propone parte dalle problematiche, ma propone anche delle soluzioni. Si tratta di capire chi avrà la responsabilità e il coraggio, e noi ci orienteremo verso chi avrà questo coraggio e vorrà cogliere l'opportunità di ricostruire insieme le basi del territorio del Veneto e del territorio della nostra economia. Questo è molto importante. Se i politici non capiscono questo, se i candidati non capiscono questo, sarà molto difficile cogliere anche la fase che francamente mi sembra ancora deboluccia di ripresa, se c'è. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è, e qua comincio a fare un po' il provocatore anche nei confronti dei miei amici. Cercate di cogliere le sue provocazioni, perché dopo le siamo passati dal terziario al terziario avanzato, sembrava una cosa messa lì sul comodino, al terziario di mercato, giustamente. Io spero che si arrivi a parlare... Traduciamo per i non addetti ai lavori che cos'è. Noi sappiamo che si parla dell'agricoltura, del secondario, del terziario, cioè tutto quello che non era agricoltura e industria, tanto così ci hanno insegnato a scuola. Siamo passati al terziario di mercato, io spero che si arrivi tra qualche anno al mercato, punto, perché tutto il sistema economico deve essere messo in grado di interagire tra le varie realtà economiche, e nessuna realtà economica per dimensione, per tipologia di produzione o di servizio deve essere ritenuta una sorta di economia minore, o peggio che peggio cultura imprenditoriale minore, come in questo periodo siamo stati un po' considerati. Quindi speriamo che anche questo capiscono i politici e capiscono gli amministratori. Poi c'erano alcune cose che ho sentito, sulle quali, anche per scendere nel concreto, vado abbastanza rapido. Quando si parlava appunto di rilanciare i centri storici, però abbiamo una modifica recente, appunto citava il vicepresidente di Padova, della legge sul governo del territorio, che accelera le procedure per consentire le trasformazioni dei piani regolatori o dei patti, dei piani di interventi, tanto per non scendere anche nel dettaglio, ma insomma che consente di, non solo nei terreni agricoli, ma anzi credo soprattutto, perché non è specificato, e consente di trasformare aree e quindi anche edifici, se ci sono già costruiti, quindi anche capannoni e camponcini che io chiamo tascabili, da 1500 metri quadri in attività commerciali, che sono anche quei capannoncini che ci troviamo di fronte, no? Ai grandi centri commerciali, che ci troviamo appena fuori le nostre città. E questo è secondo me più pericoloso della trasformazione dei terreni agricoli. Questa è di competenza della Regione? Questa è di competenza della Regione, tanto che, allora, è di competenza della Regione la legge regionale sul governo del territorio e la legge sul commercio. Okay. Poi no, però questa legge dà la possibilità ai singoli comuni di fare quello che vogliono.
E qui ci sarebbe tutto un dibattito da dire su chi effettivamente possa avere la responsabilità. Lasciamo, i sindaci danno qui si colpa apre alla regione danno colpa ai sindaci e si rimpallano e intanto poi qui sui livelli di strategia del territorio dovremmo dedicare una trasmissione solo per pensare quale sia il livello ottimale di strategia della pianificazione territoriale. No, ma andiamo rapidissimo. Però questo è un altro problema e questo mi va a sterilizzare nel tempo quello sforzo immane che stiamo facendo per rilanciare i centri storici, anche con la nuova legge 50. Quindi ci sono delle cose da correggere, insomma, sul meccanismo, e il problema grosso è che il commercio e urbanistica hanno dialogato pochissimo, se pensiamo dal 2004, quando addirittura nel giro di 15 giorni la legge sul commercio e la legge sul governo del territorio hanno visto la luce. Questo lo dimostra anche, mentre sappiamo che la pianificazione territoriale non può essere disgiunta da una strategia, perché non si può più parlare di pianificazione economica e di pianificazione commerciale, appunto, delle attività economiche, in particolar modo del terziario. Poi c'è un altro elemento importante, non abbiamo solamente le serrande abbassate, abbiamo appunto l'esodo demografico dei centri, perché non solo non sono più accessibili, ma diventano sempre meno vivibili. Abbiamo tanti studi professionali e credo che ogni città potrebbe portare il proprio esempio, ma non abbiamo gente che ci vive nei centri storici. Quindi, ma questo è un altro tipo di problema. Però la politica del terziario deve essere unita anche con una politica della residenzialità, perché altrimenti non ne andiamo fuori. Ma non perché i negozi devono avere i clienti, perché altrimenti i centri storici o non storici diventano delle periferie all'interno e abbiamo i centri di aggregazione sociale che se ne stanno fuori. Quindi questo non è una cosa da poco. C'è la trasformazione edilizia da negozio commerciale a garage. È come la gramigna, no? Parte, si radica e continua per le vie, perché la trasformazione da edificio commerciale a garage trova due punti: uno, che affittano subito i garage; seconda, hanno dei costi di tassazione diversi, e quindi trasformazione edilizia da edificio commerciale a garage, e vanno a domino uno dietro l'altro per intere vie. Assolutamente. Garofoli, volevo dare prima la parola, dopo insomma arriva intanto alla luce di questi aspetti che sono emersi. Sì, noi con l'esperienza di Adico che abbiamo acquisito anche in questa fase di crisi abbiamo percepito come alla fine questa crisi va a ripercuotersi nelle famiglie, come le famiglie comunque alla fine, per arrivare a fine mese, devono adottare delle strategie. Perché oggi è vero che il sistema bancario, accesso al credito, che comunque anche le imprese si trovano dove far fronte, è un problema che anche le famiglie oggi devono sempre più frequentemente a dover subire per arrivare a fine mese. Vabbè, non stretti freni per tutti, quindi però ad oggi vediamo che, per esempio, una delle strategie che normalmente le famiglie utilizzano di più è quello di inseguire prodotti in offerta. Si spostano per andare a comprare il prodotto promozionale, e qua torniamo sempre un po' all'inizio del problema. Come si riesce a competere? Quindi il piccolo non è competitivo? Perché io sono d'accordo che il piccolo negoziante riesce a dare un servizio di qualità e di assistenza migliore rispetto magari al commesso che ha l'interesse di vendere un articolo che ha sui scaffali da 6 mesi. Però è anche vero che a creare i flussi non c'è solo l'accessibilità al centro, ma c'è anche il prezzo promozionale, che comunque ha una notevole importanza. Ecco, su questo punto qua, volevo chiedere, Gabriel, perché poi il settore moda, c'è anche alimentari, perché è molto coinvolto da questo aspetto, come essere competitivi nel piccolo? E poi, riprendendo il discorso che aveva fatto anche prima, lei citando diversi punti vendita di grandi marche, sempre le stesse, che si ripetono ovunque, non le faccia fatto lei i nomi, eccetera. Anche questi creano danno al settore. Anche i falsi, no? Giusto? Sì, la contraffazione, c'è tutta una serie di questioni che però riguardano, cioè il consumatore da una parte e voi dall'altra. Allora, durante questa legislatura
regionale abbiamo avuto dei rapporti con la regione tali per cui con le prefetture abbiamo fatto un protocollo d'intesa, quindi coinvolto diciamo, tutte le categorie, le forze dell'ordine, coinvolti i sindaci, coinvolte le scuole. Siamo arrivati a trasmettere alla famiglia un messaggio tale per cui dire non dovete comprare il prodotto contraffatto. Questo è stato un po' l'asse per combattere il fenomeno e direi anche con un buon risultato. Ci sono anche delle operazioni in itinere come il teatro che ha avuto un buon successo, che praticamente ha girato tutto il Veneto, è uscito dal Veneto con soddisfazione, è stato un buon successo. Ecco, tutto questo contribuisce praticamente a portare alle famiglie questo messaggio importante nel dire attenzione che è coinvolta la vostra salute e non solo la convenienza o meno di comprare determinati prodotti. Ma detto questo c'è una forte contraddizione che il legislatore, io spero che in futuro se ne debba occupare. Noi abbiamo da un lato quanto appena detto, dall'altro abbiamo la distribuzione che praticamente ci trova con circa 300-400 mila metri quadrati, quindi parliamo di numeri enormi, grandissimi, di distribuzione che è illegale. Questa distribuzione illegale arriva ovviamente con prodotti che non vengono etichettati, che non sono etichettati o che hanno etichettature farloghe, ma in quantità diciamo enormi, arriva alla distribuzione, tessuto distributivo, oggi non solo attraverso diciamo, i mercati rionali che ormai sono pieni, non solo attraverso l'extracomunitario che vende nelle spiagge, ma arriva anche e in modo dilagante ormai i negozi di grandi metrature che sono nella cintura e nei centri storici, gestiti sempre da extracomunitari, ma adesso stiamo parlando di metrature che vanno dai 1000 ai 3000 metri quadrati. Quindi il fenomeno non è in regressione, è in espansione. Per cui ci aspettiamo che si faccia un intervento in questo senso. Poi ci troviamo, e anche questo è inaudito, ci troviamo che le forze dell'ordine organizzate per intervenire vengono aggredite dagli extracomunitari, i quali praticamente trovano terreno fertile perché le forze dell'ordine hanno un ordine di ingaggio di non reagire più di tanto. Cioè, non capisco in questo senso come ci si possa organizzare. E qui deve diventare anche una politica, secondo me, federalista, in modo che coinvolga il Veneto, ma per federalismo intendo dire che deve avere un modello probabilmente un po' diverso da quello attuale, seppur giusto, un po' diverso, deve trovare il modo di dare delle risposte adeguate. Ecco, sì, adesso do la parola anche a Pascoletti che lo chiedeva e dopo insomma arriva, c'è la pubblicità e dopo vi faccio anche un'obiezione. Pubblicità.